La nostra posizione è quella che leggiamo tutti i giorni frequentando la realtà, e cioè che quei 60-70 milioni non bastano per intervenire a sostegno delle persone in fragilità e che hanno delle necessità che non riescono a vedere esaudite dalla Regione, dalle liste d'attesa in sanità, dalle borse di studio per gli studenti universitari, dalle rette degli asili nido per i propri figli, al pagamento delle quote di partecipazione alle residenze per anziani e disabili. È un dato di realtà quello che noi poniamo. Ovviamente la soluzione la si può trovare insieme. Noi abbiamo proposto l'addizionale regionale perché ha ragione il capogruppo Villanova, è quella più semplice, la soluzione più immediata. Diamo una misura però di ciò di cui stiamo parlando. Si chiede al 6% dei veneti di versare 20 euro al mese per consentire a quell'altro 96% di cittadini della nostra regione di poter ottenere dei servizi maggiori. Vogliamo cercarne altre soluzioni insieme? Ci sono, cerchiamole noi, perché se ogni volta il presidente Zaia viene in aula e dice l'addizionale no e spero che dal governo, cioè da Roma o dall'Europa, mi arrivino le risorse che io da solo non sono in grado di recuperare, finisce che le diseguaglianze crescono e il Veneto rischia di veder compromessa la propria posizione di leadership in Italia.